Amici bellini, abbiamo analisi tattiche, abbiamo screenshot, abbiamo pagelle, abbiamo immagini bellissime e se mi perdonate, magari perdonatemi perché faccio tardi, ma perché pure io mi voglio vedere un po' tutto e stanno uscendo cose a raffica e non ce la faccio. Cominciamo. Veramente, come si fa? Come si fa a vedere tutto? Qualcosa me la dimentico e voi che siete bravi, perché voi mi state aiutando. Martina90, benvenuta sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Quelli che lasciano i like, che sono i miei eroi che aiutano a far girare gli algoritmi. Poi tutti quelli che mi stanno incalzando, mi mandano i messaggi privati. Veramente, questa è un'immagine, è una delle più belle che abbia mai visto. La coreografia, voi lo sapete, io sono molto critico molto spesso, anche con l'estetica. No, semplicità, bello, efficace, potente, semplice, bellissimo. I vessilli si sono sbandierati per quante ore? Prima della partita, durante la partita, dopo la partita, la presentazione. Qualche cosa di... con un Abraham tattico noi abbiamo pagelle, screenshot. Però prima io volevo farvi vedere anche delle cose perché sono troppe, mi dimentico qualcosa. Scrivetemi nei commenti quello che mi sono dimenticato. Lo scudetto al contrario, non ci dimentichiamo, altro simbolismo per i campioni in Italia. Benvenuti in Italia. Ho sentito che adesso Infantino addirittura è arrivato, hanno fatto i cori contro Vlahovic. Voglio sanzioni serie. Niente, non so. Mario Rui, perché Mario Rui? Perché la cosa bella, questa è una bella idea. Mi piace come è più bella, ne parlavamo pure, è più bella che la Lai Maradona, è più bella questa. Bella idea, andata subito a ruba sul sito ufficiale, sullo store ufficiale del Napoli, subito a ruba Osimhen, ed era chiarissimo perché comunque è il protagonista più assoluto. Subito a ruba il capitano, ed è chiarissimo perché se lo merita il capitano. La terza che è andata a ruba, che è sold out, è quella di Mario. Ah, che bellezza! Il cuore che si scoppia. Probabilmente su Amazon.it, chi vuole andare a comprare, ce ne sono ancora. E vediamo. Però che bellezza. Che bellezza. Io sono per esempio sono in dubbio. C'ho questa voglia di comprarmi quella di Demme per un fatto simbolico, perché mi dispiace che Guaglione era un poco isolato, che ha giocato pochissimo. La voglia magari di prendermi quella di Elmas, che poi ho altri vessilli di altri giocatori, Kvara ovviamente, ma i destini forti. A proposito dei destini forti, vabbè, facciamo gli screenshot perché voglio parlare anche di campo, della partita che è stata bellissima per me. Cioè, insomma, il primo tempo così e così, ma siamo prontissimi. Tra l'altro XG un po' diversi rispetto a quella dell'Udinese, anche se bisogna dire che 1,90 il Napoli ci arriva perché ha pure i due rigori, quindi si creano due XG pesanti da 0,70 e qualcosa. Però qualcosina si è creata. La Fiorentina le ha create le sue occasioni, specialmente i colpi di testa. Ecco perché Gollini avrà un buon voto, quindi state tuned per i voti di Gollini, i votini. Eccoci qua, screenshot tattici, è arrivata anche all'amico che sta qua, c'è il ristorante qua, Alberto, Concettina, pure bella, devo dire la verità. Lo store fluido.net, vanno a ruba. Questa è la prima immagine, bellissima, probabilmente anche la copertina di questo video. Qua si vede anche un capitano che è abbastanza teso. Io l'ho visto teso, nel senso non teso ma emozionato al punto da dover avere una espressione del volto un po' tirata. Non lo possiamo sapere fino in fondo cosa significa essere capitano del Napoli, cosa significa essere accostato a Maradona, perché i primi due scudetti Maradona, capitano, e adesso è Di Lorenzo. Non lo possiamo sapere cosa sta passando nella testa di uno che 4 anni fa, no, quando è stato che è retrocesso con l'Empoli? 4 anni fa. Insomma, veramente
è veramente una di quelle storie incredibili. È bellissimo il gesto della Fiorentina che ci accoglie così, vorremmo vederlo da tutte le parti. Che sto facendo? Beh, comunque gli applausi, sottolineiamo gli applausi. Dopodiché mi si chiedeva la posizione di Raspadori ed Elmas e ragazzi, se lo dovete ascoltare a me, non ascoltate a nessun altro. La scrive bene il Napoli, cioè il Napoli finora quando ci scrive questi sono gli 11 di partenza ce li mette in ordine logico di formazione e si capisce lo dichiara chiaramente se il Napoli gioca con i 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, e se li leggi così poi capisci quali sono le posizioni in campo. Questa è un'occasione in cui arriva il lancio sull'esterno di Osi se ne va e mette un cross altissimo, lunghissimo, perché sa Osi che non c'è sta nessuno in mezzo se è lui a fare così, quindi per guadagnare tempo cambia completamente il gioco e qui a prendere il pallone è Elmas, quindi Elmas esterno sinistro in Raspadori sta qui, lo facciamo vedere, ecco, Raspadori sta lì esattamente in zona Zielinski, un po' più avanzato rispetto a Zielinski, quindi 4-2-3-1 si può dire, perché poi il triangolo dei centrocampisti che sempre gira, però 4-2-3-1 Raspadori fa un po' la seconda punta, specialmente perché il Napoli in fase difensiva deve fare così, anche con il 4-3-3, tutte le partite le potete andare a riguardare, Zielinski è il primo ad accompagnare il primo pressing insieme a Osi sui difensori che impostano, visto che alla fine la Fiorentina avrà, mi pare, verso la fine un 55% di possesso palla rispetto al 45% del Napoli, il Napoli ha passato più tempo a fare fase difensiva ed ecco che abbiamo visto la sorta di 4-4-2, no? Quindi con le due ali, Lozano ed Elmas che si abbassano vicino ad Anghissà e Demme e Raspadori che dà una mano a Osimhen. Quindi Raspadori parte mezzala, tra virgolette, come Zielinski un po' più avanti. Chiarissimo. Qua facciamo vedere sta parata di Collini non banale, un bel colpo di testa di Jovic. Qua era un po' in ritardo Ostigard, io gli voglio dare un bel voto a Ostigard perché mi è piaciuta la partita, però in un paio di occasioni qualcosina l'ha persa. Bene Collini, mi è piaciuto, 3-4 parate mica male, alcune più facili, alcune più difficili, portiere di presenza, portiere che si fa sentire, portiere che non ha paura di nulla, personalità. Guaglione veramente potrebbe meritare il contratto, insomma la conferma e la questione Meretta, la questione portiere è una questione che dobbiamo tenere presente perché mo si parla tutti di Giuntoli, si parla tutti di Spalletti e dobbiamo capire anche a livello di giocatori e di rosa cosa succederà, perché ci sono dei dubbi. Non ne vorrei parlare ancora, ma mi rendo conto che le dichiarazioni di Giuntoli che sembrano di addio, quelle di Spalletti sono ancora da leggere ancora più le righe, perché tra le righe, perché gli chiedono proprio, allora De Laurentiis ha confermato, si è riaperto un dialogo, Spalletti molto seccato, non ho dovuto riaprire nessun dialogo, non si è mai chiuso il dialogo, però poi dice mi hanno mandato una lettera, cioè praticamente De Laurentiis lo fa sapere via mail, io sto facendo la clausola, vale la clausola, quindi sei bloccato. Spalletti poteva anche probabilmente aspettarsi, tu mi hai chiesto di andare in Champions, io ti ho vinto lo scudetto. Una cosa del genere meriterebbe anche un po' più di, sai, un invito a cena, una conferenza stampa, un'offerta di contratto un po' più seria, tipo qua stanno 5 anni di contratto, adeguamento dell'ingaggio e tu fai parte del ciclo. Io ho dichiarato pubblicamente che si è aperto un ciclo, che voglio vincere l'anno prossimo, che voglio vincere anche la Champions, tu sei l'artefice, qua sta il contratto bello. So after Maranzano there was Luciano, then so lucky Luciano became the boss. Invece probabilmente uno ci può pure rimanere male se tu dopo tutto quello che hai fatto De Laurentiis ti manda una mail, la clausola sul contratto sei bloccato per un altro anno, così non è bello e vediamo cosa succederà, perché lo sappiamo, i miracoli sportivi esistono, il Napoli quest'anno lo ha fatto e ringraziamo tutti dal presidente fino al massaggiatore, però dobbiamo pensare al futuro perché non voglio che questo sia un caso isolato e abbiamo aspettati 50 anni, questo sarebbe poi un peccato perché la squadra c'è. E qua già nel secondo tempo vediamo la posizione dei nostri nel primo pressing molto alto, si studia quindi che la Fiorentina parte dal basso e quindi se la palla arriva qua o si parte subito in primo pressing, è importante la posizione di Lobotka qui che tiene d'occhio
d'occhio Amrabat e quindi poi sul retropassaggio del difensore al portiere il portiere terracciano proverà a servire Amrabat, ma qua Lobotka lo bloccherà subito. Ed è anche ottimo il controllo che fa Lobotka, perché lì poteva controllarlo male, invece la controlla bene per continuare, un controllo orientato a seguire per continuare la corsa, si mette davanti al pallone, Amrabat ha due mani, lo butta giù e qua arriva il primo rigore di Osi, quello sbagliato. Un'altra cosa bellissima sicuramente da far vedere è questo lancio di Elmas di sinistro, tra l'altro guardate come si coordina bene anche con il piede non suo, lancio che finirà poi nella zona Kvara, si vede Kvara? Si vede là Kvara che lo mette a terra con una dolcezza e una tecnica che non si è mai vista in vita. Vabbè, si è visto, Insigne era bravissimo in questo, ma poi dopo le finte ubriacanti, la butta caracolla, la butta su sinistra, la butta sul destro, non sai dove va, e fallo netto, e quindi il secondo rigore, quello che Osi invece trasformerà. Stesso lato, non molto angolato, io avevo gridato alta centrale, non è centralissimo, il pallone finisce qua, però la alza. E quindi anche se Terracciano l'avesse intuita come nel primo caso, probabilmente questa qua era più difficile da prendere, perché poi con la mano di richiamo dovevi alzare. Sì, c'ha personalità, ritorna sul pallone, Spalletti l'ha detto chiaramente, ha detto deve vincere la classifica, dobbiamo fargli vincere la classifica dei cannonieri, se lo merita, e quindi il Napoli sta giocando per lui come sempre ha fatto, però ancora di più, perché nel primo rigore sbagliato Di Lorenzo avrebbe potuto provare a tirare in porta, lo ha fatto altre volte, invece non gliela vuole ridare al centro per farlo segnare. Insomma, lì adesso il Napoli va valutato anche sotto questo punto di vista. Gli obiettivi sono stati raggiunti, certo si possono fare più vittorie, si devono fare più punti possibili, però c'è anche l'obiettivo personale di Osi che merita di essere raggiunto. Ancora sottolineiamo una buona uscita di Gollini con i tempi giusti a dare fastidio a Kouamé, perché qua se non si allunga Gollini in uscita coraggiosa, Kouamé può tirare tranquillamente in porta, invece si deve allungare, vedete, fa un allungo e il pallone poi scavalca, finisce troppo alto con questo pallonetto. Buona uscita di Gollini, ci piace, e io questa ve la faccio vedere così, ma la dovete andare a vedere, siamo penso all'86esimo, non ce l'ho l'orario, quello che fa Kvara con i piedi, questo esternino col pallone che passa in mezzo a questi due e di esterno arriva morbido a Olivera, è qualche cosa che riconcilia veramente con il calcio. C'ha dei numeri alla Ronaldinho, veramente sa come toccare il pallone, sa essere imprevedibile, vede delle cose, vede delle linee di passaggio che gli altri non vedono. Guaglione, ma già, cioè se questo si finisce la crescita e resta così per sempre, già vale 100 milioni e passa. Io me lo tengo così al più lungo possibile. E questa poi è una delle immagini più belle che abbia mai visto in vita mia. Onestamente le emozioni, la festa è stata bellissima, Starace, De Laurentiis, Spalletti, tutto troppo bello quasi per essere vero. E lo sapete che molto spesso il Napoli qualche pacchianata, ricordate i palloncini, la cosa con Liverpool quest'anno, già così a volte il Napoli è scivolato in cose non bellissime. Questa festa forse preparata in tempo, delegato alle persone giuste, ma si deve dare merito a De Laurentiis quando delega e anche quando fa di prima persona. Se ha scelto lui di persona tutte le luci, bravo De Laurentiis. Se ha delegato alle persone giuste perché tutto è venuto bene, bravo De Laurentiis. Quindi qua io non voglio che mi si dica sei anti De Laurentiis così, no, quando De Laurentiis fa le cose per bene è il mio eroe, e ieri tutto per bene, tutto benissimo, a partire dallo spettacolo, i bambini urlano come i dannati e c'ho anche la finestra chiusa, vuol dire che si stanno scannando. Insomma, molto bene, a soddisfazione proprio, veramente 10 e lode a tutti, ed era quello che il Napoli meritava. Andiamo alle pagelle. Allora, Chosen 11, Gollini io gli do 7,5. Partita, ha giocato mezza partita prima di questa, per quell'infortunio di Meret, ha parato tutto. Bravo Gollini, ci convince. Di Lorenzo gli do 6, non è stato brillantissimo, ma sempre bene il capitano. Ostergaard gli avevo dato 7, qualche incertezza rivedendo, facendo gli screenshot l'ho vista, glielo lascio il 7.
Glielo lascio il 7 perché comunque non è facile non giocare mai e poi inserirsi una delle incertezze è stata una scivolata, quindi va bene. E do 6,5 a Kim, sempre Kim. Però volevo dare qualcosina in più a Ostigard. Voi nei messaggi, nei commenti potete dire: ma che dici, quando mai non capisci niente di pallone? Olivera 6 è uno di quelli che io insisto a chiamarlo il terzino normale. Farà delle cose ottime, farà delle cose meno ottime, va benissimo, come non è Teo Hernandez, sembra con i movimenti come tipo di corsa, però per arrivare a essere Teo Hernandez serve tutto un altro tipo di percorso, il percorso della crescita. Mi è piaciuto Anghissà 7, l'ho visto sul pezzo. Demme gli diamo 6, ha fatto più compitino che altro, è stato ordinato, ma non c'erano molti spazi. Nel primo tempo meglio la Fiorentina onestamente. E Raspadori 6, ha cercato un pochino la sua zona, la posizione, non è stato poi decisivo. Lozano invece mi stava piacendo nei primi 45 minuti, 6,5, lo vedevo veramente pimpante. Elmas 7, anche perché poi si sposta da tutt'altra parte nel secondo tempo. Nel secondo tempo, ragazzi, entra Lobotka e si prende 7, perché come entra si prende direttamente il rigore e va bene così. Come urlano. Entra Kvara e quindi nel primo tempo, nel finale del primo tempo, Kvara si fa 5 secondi praticamente a destra, poi viene rimesso a sinistra con Elmas spostato a destra ed Elmas da destra farà poi quel lancio verso Kvara da quella parte. Elmas a destra l'anno prossimo titolare è un'idea che dobbiamo tenere presente, e Zielinski che si rimette qua nella sua posizione, anche lui 6,5 secondo me. Poi entreranno Simeone, entrerà Zerbin, ma va bene così. Cosa mi sono dimenticato? Non lo so, me lo dite voi perché c'è tantissimo di cui parlare. Le parole di Spalletti ne abbiamo praticamente parlato, come quelle di Giuntoli. A margine io dico che Giuntoli, lo so, fa male, poi Giuntoli prende e va alla Juventus, ma la mia riflessione è questa: Giuntoli alla Juventus non significa che adesso la Juventus diventa il Napoli e trovano immediatamente il nuovo Kvara, il nuovo Kim, c'è uno scouting. Giuntoli come figura non basta, però il problema è che Giuntoli alla Juventus significa che il Napoli non ha più Giuntoli, il che significa due cose: che perdi una figura che era comunque molto rispettata in tutto l'ambiente calcio. Quando Giuntoli parla la gente ascolta, parla bene, molto spesso ha preso lui la parola ed è giusto, quando prende lui la parola viene ascoltato in maniera diversa, ed era un coordinatore di tutto questo scouting fortissimo del Napoli. Magari lo scouting può continuare a fare ottime cose, però il Napoli poi ha bisogno di un'altra figura, e lì non vorrei tornare indietro, perché noi abbiamo bisogno di aggiungere le figure e non di toglierle. Guardate quanto è stato importante il ritorno di Santoro come general manager, come figura importante, abbracciatissimo da tutta la squadra. Quindi se perdi Giuntoli lo devi sostituire. Questo però è un anno dove De Laurentiis si è meritato almeno un anno di credito generale. Io mi metterò a contestare fortemente chi poi alla prima cessione, senza aspettare poi il risultato dell'anno prossimo, comincerà a dire avete smantellato tutto, perché lo abbiamo visto quest'anno. Non è detto perdere Mertens, Koulibaly, Insigne, Fabian tutti insieme non è stata una tragedia, poteva essere un anno di transizione, invece si è vinto. Questo succede tutti gli anni? Cioè se smantelliamo quest'anno vinciamo automaticamente anche l'anno prossimo? Assolutamente no, però dobbiamo avere un po' di pazienza e aspettare. Magari arriva quello dell'Empoli a Cardi e si mette a capo dello scouting e troviamo il nuovo Fabio Cannavaro. Non lo possiamo sapere, dobbiamo aspettare, dobbiamo imparare ad aspettare, a giudicare i giocatori e a capire il percorso come si sviluppa. Il percorso da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, vi bacio, state tuned perché ci sta la seconda parte del percorso, sto organizzando tutta una serie di video, voi dovete essere pronti sul pezzo come lo sono io sempre, perché poi si gode, il Napoli ci fa godere, voi godete, io godo. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.